Ottava e ultima corsa del convegno di questo pomeriggio qui all'Arcoveggio, giovedì 26 di febbraio, è il premio ZUT che va a iniziare tra più o meno un minuto. E andiamo a conoscere i concorrenti di questa ottava corsa, la dotazione di 4.400 euro, corsa di ippica nazionale, sono europei di 5 anni ed oltre, categoria F. Sul miglio partenza con l'autostart. I cavalli sono praticamente tutti radunati tranne uno, Faia A o S, che sta arrivando ovviamente vicino alla macchina l'autostart che indica, se leggo bene, 27 secondi al via. Andiamo a conoscere appunto i concorrenti. Abbiamo in prima fila con il numero 1 Frisia, sferrata sia agli anteriori che ai posteriori, guidata da Angeletti, col 2 Donatello, sferrata agli anteriori con Giorgio Cassani, castronebaio di 7 anni da Pitagora B. Col numero 3 la favorita della corsa, la più appoggiata al gioco, 1,85 in questo momento la quota, Emily SSG con Vincenzo Luongo per Gennaro Casillo. Poi abbiamo col numero 4 il grande esperto della corsa Alfred con Roberto Biagini sia alle guide che come training. Al numero 5 Furia dei Venti con Andrea Farolfi per Andrea Vitagliano, col 6 Donne Glory Manuel Pistone per Giuseppe Pistone, e questa è la prima fila. Seconda fila con il numero 7 Elodie, Filippo Monti per Ettore Vairani, con il numero 8 Vortice Leo, sferrata di tutti i ferri con Carmine Piscuoglio per Sandro Miraglia, Blues con Antonio Di Nardo per la Fiore, e Faia OS con Karim Berry come allenatore e anche dietro nel sulky. Partono i cavalli quando appunto la macchina chiuderà le ali dell'autostart, e Donne Glory, attesa al via, non fa mancare appunto il suo speed. Donne Glory ci provi, ma Emily SSG è la più veloce, supera Donatello, si mette davanti a tutti alla corda, e Manuel Pistone prova a inserirsi in quel piccolo pertugio che c'è tra Vincenzo Luongo e Giorgio Cassani. Così succede, quindi Donne Glory riesce a mettersi in schiena al leader della corsa, quindi al favorito Emily SSG, parziale di 14-1, quindi si è speso qualcosina al via, ma le posizioni sono a questo punto chiare. 400 metri ed è trascorso in 29,6, quindi un rallentamento in 15,5, e Vincenzo Luongo comanda le operazioni. Segue appunto Donne Glory e poi tutti gli altri, e incominciano a formarsi le rispettive pariglie, perché sul rallentamento per esempio avanza il numero 5 Furia dei Venti con Andrea Farolfi, che si mette capofila e viene subito seguito da Blues con Antonio Di Nardo. In terza posizione alla corda abbiamo Donatello, si prosegue a un ritmo ovviamente molto più cadenzato e arriviamo agli 800 metri, 31,5 gli ultimi 400, quindi adesso andiamo in una marcia di trasferimento avvicinandoci al chilometro di corsa. Vincenzo Luongo comanda, di fianco a lui ora si sposta Manuel Pistone con Donne Glory, che prova a diventare un po' più aggressivo, quindi la posizione si libera per Donatello, che va in schiena alla favorito. Dietro di lui abbiamo Frisia e al largo abbiamo Blues. Sbaglia Donne Glory e quindi si libera di un avversario, Emily SSG, che ora si deve difendere dall'avanzata di Blues, e più indietro ancora c'è Vortice Leo che prova ad accennare la terza ruota. Però il cavallo di Vincenzino Luongo sembra assolutamente poter controllare la situazione, è comunque richiesto. Quando stiamo per entrare nella retta d'arriva, dietro di lui si apre un bellissimo ventaglio, ci prova Giorgio Cassani con Donatello, ci prova Frisia all'interno con Angeletti, ci provano tanti cavalli, ma alla fine è il numero 1 Frisia che riesce a contenere la chiusa di Donatello, e vince Frisia con il numero 1, Davide Angeletti alle redini. Il rotolo in 2,04,5 per una media al chilometro di 1,15. Abbiamo chiuso con un bellissimo 29,9. Andiamo a vedere ancora la slow motion per confermarvi appunto numericamente l'ordine d'arrivo di questa ottava corsa qui dall'Arcoveggio. Allora Vincenzo Luongo ci prova, Emily SSG però è calante, al suo interno arriva Davide Angeletti con Frisia, arriva anche Donatello. Attenzione perché sul palo
Donatello potrebbe avere anche coperto completamente Frisia, quindi è lavoro anche impegnativo per i giudici, quindi sul palo arrivano quasi contemporaneamente sia Frisia che Emily SSG, sicuramente è al terzo posto, scusate, Frisia e Donatello, mentre sicuramente Emily SSG è al terzo posto, come sicuramente al quarto troviamo il numero 7 di Elodie e al quinto posto il numero 4 di Alfred. Quindi ordine ufficioso, probabilmente primo Donatello, guardando ancora una volta lo slow motion, forse sì, forse lo copre e mette qualcosina davanti, Frisia secondo e terzo Emily SSG, e quindi ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo appuntamento qui all'Ippodromo di Bologna.